Il problema è che noi non stiamo facendo altro che applicare quanto è stato ordinato, né più né meno. Perché ovviamente se fosse stato per noi avremmo lasciato tutto così com'è. Ma siccome di fronte a una sentenza che ordina di fare un certo tipo di attività, abbiamo dovuto farla, in sintesi, e che quindi andiamo a toccare solo dove ci hanno chiesto, né più né meno. Io credo che... Come? Allora lascio. Ah, va bene. Vabbè, i miei colleghi hanno già detto molto e credo che sia una prova, come dire, plastica, come si suol dire, che viviamo in uno stato di diritto e che i diritti dei cittadini sono uguali per tutti. E quindi mi accodo ai colleghi, fortunatamente dico, perché altrimenti le ideologie avrebbero la meglio sui diritti fondamentali dei cittadini, come è quello della casa. Sarebbe bello dire solo ve l'avevo detto, sono contenta, veramente invece c'è un grande dispiacere perché credo sia una prova di, come dire, inutile accanimento verso i più deboli. E quindi oltre a chiedere appunto a non essere assolutamente certa che un regolamento possa essere applicato con una norma al di sopra che è incoerente col regolamento stesso, capisco anche che questa mossa è ulteriormente strumentale, perché cosa fa? Fa un adempimento della sentenza letterale senza porsi il problema della sostanza della sentenza, che al di là del regolamento dice questo principio che avete scritto non è legittimo, perché la sostanza della sentenza è questa. L'adempimento formale che questa giunta fa è cambio solo quello che mi dice la sentenza, anche se so che un regolamento non può essere non coerente con la legge che lo genera. Perché? Perché sappiamo che avete fatto ricorso e che strumentalmente fate un adeguamento che non è, diciamo così, operativo perché la legge non è modificata, e quindi io spero solo che in questo treno che passa del multisettoriale questa amministrazione regionale mostri di aver capito la sostanza della sentenza, ovvero che tutti i cittadini sono uguali, soprattutto quelli più deboli. Grazie, consigliera Santoro. Consigliere Caligaris, prego. Grazie Presidente. Allora, al di là del contenuto della norma, del tutti i cittadini sono uguali, eccetera, eccetera, di cui potremo magari anche discutere dopo, qui ci sono dei punti da chiarire. La collega Santoro dice la sostanza della sentenza, dell'ordinanza, dice sostanzialmente di cambiare la norma. Ed è qui che sta il punto, colleghi. Il giudice ha ordinato, imposto alla Regione e al Presidente della Regione di modificare un regolamento, di modificare una norma. No, consigliere Santoro, non è attaccarsi agli specchi, perché qua stiamo parlando, oltre che di forma, di sostanza addirittura della democrazia e dell'ordinamento di questo Paese. Perché il giudice ordinario poteva, giustamente, adire alla Corte Costituzionale, non imporre alla Regione di adeguare una norma. Perché? Perché c'è un piccolo particolare, che dando un ordine di fare una norma alla Regione, il giudice ordinario però incappa in un organo che è la quarta commissione consigliare, che rappresenta il Consiglio e rappresenta i consiglieri regionali.
Questo è un piccolo problema, collega Santoro, perché qui abbiamo un provvedimento giurisdizionale di un organo monocratico che impone a un organo collegiale legislativo di fare una norma. E questa non è una condizione da ridere in uno Stato di diritto occidentale e non del Sud America. Questa è una questione, ed è una questione rilevante, perché, vede, c'è un organo che fa queste cose e si chiama Corte Costituzionale, non giudice ordinario di Udine o di altro luogo, perché nessun, e sia chiaro, nessun giudice ordinario può imporre al consigliere regionale Caligaris o a chiunque di votare alcunché. No? Di votare alcunché. E credo che questa è la grande questione di oggi. Ed è una questione di Stato di diritto e di difesa della nostra autonomia. Ed è così proprio, di fronte a un altro organo dello Stato. Per cui annuncio che il gruppo della Lega e anche, credo, in accordo con tutta la maggioranza, voterà contro questa modifica. Sì, a me sembra che qua ci sono due fatti, uno quello sollevato dal collega Morettuzzo, l'altro che la Giunta non si è presa la responsabilità di dire di no e la dà al Consiglio e la dà alla Commissione. È veramente una situazione paradossale in cui la Giunta, invece di dire no, non intendo ad adeguarmi, la porta in Commissione facendo votare no la Commissione in modo tale che la responsabilità, cari colleghi, non è della Giunta ma sarà vostra, perché io credo che bocciando questo adempimento semplice ci saranno delle ripercussioni per i cittadini, ma ci saranno delle ripercussioni legali. Ed è questa la mia domanda, Assessore. Cosa succede con la bocciatura di questo mero adeguamento formale? Ci saranno ulteriori contenziosi con ulteriori soldi spesi dai cittadini e spesi dall'amministrazione regionale? Ma le sembra, come dire, che sia governare questo, dando al Consiglio la responsabilità di una scelta che deve prendere lei in prima persona? Perché è lei l'assessore di riferimento? Ed è lei che deve decidere se quello che ha detto Caligari, ovvero se la decisione che lei ha preso sia una decisione da portare avanti fino in fondo oppure no. Perché date al Consiglio questo onere? Se avete già deciso di no, prendetevi la responsabilità di governare. Sì, perché voglio seguire il discorso del collega Tosolini. Bene, domani... oggi, insomma, venerdì la Giunta rettificherà il parere negativo della Commissione e quindi non passerà alla delibera definitiva della modifica di questo regolamento. Io, sindaco, io, funzionario comunale, applico o non applico un regolamento che è stato censurato dal TAR? Sì, dal giudice, scusate, dal giudice. Lo applico o non lo applico? Gli uffici, a seguito di questa delibera, che tipo di circolare manderanno ai comuni? Sì, grazie consigliera Santoro. Aveva chiesto nuovamente la parola il collega Caligaris, mi pare. Sì, grazie Presidente. Allora, giusto per replicare un po' al giochino che fa l'opposizione, no? Questa cosa della sfiducia all'assessore. Insomma, allora mi pare chiaro che la proposta di giunta è sostanzialmente un atto dovuto, è necessitato dall'ordinanza del Tribunale. Adesso diciamo le cose come stanno, vero? Quindi nella nostra autonomia e indipendenza
di consiglieri regionali stabilita dallo Statuto e dalla Costituzione, noi votiamo in libera coscienza. Noi votiamo in libera coscienza, punto. Quindi inutile che giocate la sfiducia o siete d'accordo, eccetera. Io personalmente nel mio voto esprimo la mia contrarietà a quella decisione che non viene neanche dalla mia giunta, perché io considero, se vogliamo dirla tutta, la norma regolamentare che è esattamente uguale e riportata nella legge, una norma, fra l'altro, di equità e giustizia. Di equità e giustizia, perché vi ricordo che questa norma ha prodotto, per esempio, mi pare nel 2020, una cosa incredibile che per tutti i cittadini italiani, per esempio, di Monfalcone, perché guarda caso in quell'anno si è invertita la proporzione, mentre prima il 75% degli idonei erano stranieri, extracomunitari e il 25% italiani, con questa norma la proporzione si è invertita e con una popolazione del 26% di residenti stranieri a Monfalcone, quindi perfettamente in linea con la realtà demografica e sociale, perché prima avevamo il 26% che beccava il 75% dei contributi. Vogliamo discutere? Questo è un diritto alla vita, un diritto di civiltà, stiamo discriminando, andremo all'AIA davanti, cioè qua stiamo discutendo di un principio: se l'autocertificazione, il diritto di autocertificare, è un diritto assoluto dell'individuo, dell'uomo, o è un diritto derivato dallo Stato. Questa è la realtà, non parliamo di diritti naturali, diritti umani, stiamo discutendo se il diritto ad autocertificare è un diritto umano o, più sensatamente, è un diritto derivato dallo Stato e vale quando quello che tu autocertifichi può essere controllato da uno Stato. È molto semplice, è tutto lì il concetto, che quello che noi abbiamo ripreso è della normativa nazionale che noi abbiamo riaffermato. Perché se uno straniero diventa un diritto inalienabile dell'uomo autocertificare tutto quello che vuole senza la possibilità di controllo, non ci sarà neppure Stato, è solo anarchia e dissolvimento di tutto. Questa è in realtà ancora di più una battaglia di civiltà giuridica. Allora, come ha detto il collega Tosolini, in realtà io credo che dopo la bocciatura di questa modifica di regolamento, alla fin fine ciascun comune potrà continuare, credo, a scorrere nelle graduatorie, no? Congelando le posizioni non certe. No? Sempre che qualche comune amico vostro non blocchi tutto per dire la regione cattiva, no, affama la povera gente. No, noi non affamiamo la povera gente, diciamo che noi pensiamo ai cittadini italiani. Bene, allora abbiamo chiuso questa parte di dibattito e do la parola all'assessore per le repliche, se siete in ascolto. Prego, assessore. Vedo se riesco a fare un po' di ordine rispetto a quanto è stato detto, almeno alcuni dubbi che nascono dai consiglieri, soprattutto di minoranza, su certe situazioni, ma anche di quello che è successo fino a questo momento. Parto dicendo, intanto dal consigliere Moretuzzo, che noi non abbiamo ancora fatto ricorso perché non è stata ancora depositata sentenza con le motivazioni, per cui non possiamo farlo ancora fin tanto che. Quindi non è che non abbiamo fatto perché non volevamo, ma perché tecnicamente non si poteva fare. Quindi siamo stati coerenti dall'inizio alla fine.
tutto il percorso va tutto nella stessa direzione. E il percorso continuava a essere tale fino al momento in cui, purtroppo per noi, magari per qualcun altro per fortuna, è arrivata questa sentenza del giudice, che non è una sentenza qualsiasi, cioè non è una sentenza che dice non è costituzionale oppure non era corretta dal punto di vista giuridico quello che avete fatto, ma è un ordine che ha dato all'amministrazione regionale con il suo presidente, scritto così, di fare la modifica al regolamento, di togliere quanto era da togliere, quindi un ordine, ok? E questo ordine, su questo ordine c'era una diffida a tutta la giunta di farlo, non all'assessore o al presidente, a tutta la giunta di farlo. Quindi, sotto una diffida, come per legge è previsto, con l'articolo 650 del codice di procedura penale, se non si ottempera la diffida, ovviamente si va a procedimento penale in atto. E quindi dovevamo, non era una scelta, perché se fosse stata una scelta certamente non la facevo, né io né probabilmente tutta la giunta. Perché se fosse stata una scelta è chiaro che noi continuavamo con le nostre idee, che può essere giusto o sbagliato, ma è una procedura, è un'idea politica, certo, è un'idea di parte, certo, ma avevamo quella e l'abbiamo fatta fin da subito e l'abbiamo mantenuta sempre. E la difendiamo da sempre e continuamente fin tanto che possiamo. Quindi Cassazione, Corte Costituzionale, quello che serve. È chiaro che noi siamo in questa ordine di idee, perché se no andavamo contro a quello che noi volevamo, perché qualcun altro magari diceva che non davamo a tutti i cittadini di questo territorio, eccetera, eccetera. Perché avevamo un'idea precisa, come spesso viene detta, e l'ha detto anche il consigliere Caligaris, prima volevamo dar soddisfazione agli italiani residenti in regione, poi anche agli altri, non solo, anche agli altri. E i numeri che ha portato Sommo-Falcone sono eloquenti, chiari, precisi, non confutabili, dell'effetto di quello che è stato fatto, che abbiamo fatto noi, che è stato fatto. Poi il discorso, che cosa succede se ha messo, non ha messo, eccetera, i comuni se hanno fatto o non hanno ammesso, quelli che hanno fatto richiesta. Non abbiamo riscontro ad oggi di un qualsiasi comune che non ha ammesso. Tutti sono stati ammessi con riserva, tant'è che noi abbiamo fatto 3 circolari, nel 20, nel 21 e nel 22 anche adesso, in cui si diceva ai comuni: guardate, visto che c'è questo problema, eccetera, eccetera, ammettete tutti con riserva. Quindi non veniva eliminato, scartato nessuno. Quindi tutti hanno ancora solo in graduatoria, che possono accedere al contributo. Poi, in base alla sentenza finale, in base al giudicato finale, si andrà a pagare o non pagare, decidere o non decidere, quello che sarà, quello che verrà fatto. Questo è lo stato di fatto. E non è certamente che la Giunta fa qualcosa e il Consiglio risponde diversamente. Fa qualcosa la Giunta perché è obbligata a fare qualcosa, perché gli è imposto di fare qualcosa. E poi ovviamente voi siete, dico voi come consiglieri, col massimo dell'autonomia a decidere se quello che dice il giudice è un ordine corretto o non corretto, giusto o sbagliato, rispetto a quello che noi dovevamo fare. Stare tranquillo. No, al di là della questione, diciamo così, di merito, perché come già detto da alcuni colleghi, noi non siamo qui a discutere come se dovessimo approvare o non approvare quel comma del regolamento. Noi siamo qui perché una sentenza ha imposto la modifica di quel comma. Quindi la cosa che a me sembra raccapricciante, e sottolineo raccapricciante, è che la Giunta porta in consiglio una modifica perché obbligata dal giudice, riporta il parere dei suoi negativo e quindi approverà in via definitiva una delibera che non attuerà la richiesta del giudice. Quindi sostanzialmente
L'unica cosa che, se il parere della commissione assessore delle due l'una, o il parere della commissione è vincolante o il parere della commissione non è vincolante. Se il parere della commissione è vincolante e, mi scusi assessore, se facciamo questo ragionamento, perché è una fattispecie mi sembra nuova, se il parere della commissione è vincolante, la giunta venerdì non potrà che dire che il parere sulla delibera è negativo e che quindi la delibera non può essere approvata in via definitiva. Ci siamo? Quindi la giunta, con l'approvazione in via definitiva, non sarà adempiente nei confronti del giudice, perché l'approvazione in via definitiva è della giunta, il nostro è un parere. Avete preso in considerazione che anche questo è penale? Grazie consigliera Santoro. Ci sono altre richieste? No, mi pare che non ci sono altre richieste. Ci sono risposte da dare? Chiedo alla Giunta, agli uffici. No. No, allora di nuovo Santoro. Quello Perché? che voglio dire è che il Consiglio non sta facendo una modifica di legge, ma No. dà un parere Sì. ad una delibera che sarà approvata in via definitiva dalla Giunta. Certo. E la Giunta, Corretto. nonostante voglia tirarci la croce addosso a noi, se la tiene lei perché l'approvazione definitiva di non procedere sarà sua. Assessore, ha verificato questa questione? Vabbè, credo che la Giunta, lei Santoro che conosce le dinamiche di Giunta, avrà, perché sì, avrà le verifiche, le tutele del caso. Prego Assessore. Allora, no, se e come previsto la Giunta doveva fare un atto, come in questo caso l'ha fatto, cioè la modifica del regolamento, ha ottemperato a quanto previsto. Ha ottemperato fino a quel momento a quanto previsto. Dopodiché, può la Giunta andare contro un parere vincolante della Commissione? No. E quindi come faccio io a fare un altro atto contro alla Commissione? È impossibile. Quindi, delle due l'una, o vado contro la Commissione o vado contro il giudice. Ok? È chiaro che se il parere è vincolante non posso andare contro quanto previsto per norma, per regolamento, adesso non mi ricordo com'è, che è prevista il vincolo da parte del parere vincolante da parte della Commissione, quindi prende atto la Giunta di quanto è stato espresso in Commissione e fa l'atto di conseguenza. Ma la prima cosa che doveva fare è quella di modificare, quindi ottemperare all'ordinanza, e l'ha fatto. Dopodiché se lì Però non si scusate. concluso, non è causa della Giunta. No, però scusate, adesso potremmo andare avanti all'infinito e siamo qua anche per questo, non ci sono difficoltà di sorta. Abbiamo esaurito le richieste, gli interventi? Sì, mi pare bene. Allora, passiamo all'espressione del parere ai sensi dell'articolo 12,1 della legge regionale 1/2016 sulla deliberazione della Giunta regionale 523 del 14 aprile 2022 recante legge regionale 1/2016 articolo 19 regolamento recante modifiche al regolamento, e diamo per letta la parte finale, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 aprile 2020 numero 66, approvazione preliminare. Votiamo naturalmente per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno, e quindi abbiamo espresso parere contrario.